è la replica di quello che è accaduto nel 2013 quando abbiamo fatto le schede ospedaliere. Hanno detto le stesse cose, hanno detto che avremmo portato all'affossamento della sanità, però le dico solo una cosa, oggi protestano perché non vogliono il cambiamento, ma il cambiamento è esattamente quello che abbiamo fatto nel 2013 che non volevano. Allora, delle due l'una, o si sono sbagliati nel 2013 ad attaccare quel cambiamento o si sbagliano oggi. Io dico che noi stiamo cercando sempre di adeguare la sanità a quello che è il futuro. Pensi che se avessimo impostato la sanità 10, 20, 30 anni fa sui posti letto avremmo sbagliato la programmazione, perché oggi il malato ci sta poco a letto. 20 anni fa un paziente che faceva un'ernia inguinale stava 7 giorni in ospedale, oggi ci sta 4 ore, ma non perché vada fuori il sanguinante, perché le tecniche operatorie ci impongono il day hospital, il day surgery, facciamo la paroscopia, abbiamo robot chirurgici che solo il Veneto ha in tutte le sedi provinciali, una sanità che si evolve. Se si vuole pensare alla preistoria, pensiamo ancora al vecchio sistema della contabilità dei posti letto. Tutti devono essere valutati sui risultati, anche noi. Questa è la strada, ascoltiamo tutti, se c'è qualche proposta positiva la accogliamo, anche dal più strenuo dei nostri oppositori, però alla fine bisogna chiudere un provvedimento.